Quasi 67.000 euro raccolti, un assegno decisamente pesante che potrà servire alla ricerca contro il cancro. Eppure alla riscossa di chi da questa malattia è stata colpita ma ha saputo combattere anche grazie alla corsa. Il mantenimento di una buona condizione fisica è stata la molla che ha portato alla nascita del team Run for Jov, podiste legate all'Istituto Oncologico Veneto per cura o per lavoro, ma pure per un nobile ideale. Un gruppo di persone ha vinto una sfida impossibile. E questo gruppo di persone era fatto da soggetti che avevano avuto operate per tumore al seno e avevano fatto tutte le loro cure, e un gruppo di medici dello IOV. Hanno fatto squadra insieme e sono cementate tutta una serie di rapporti oramai indissolubili che non li fermerà più. Questo gruppo continuerà a correre questo tipo di imprese. Quello che è bello è che di fatto si scopre l'importanza del condividere anche l'esperienza della malattia. Purtroppo ancora tanta, passatemi il termine brutto, vergogna, ma anche tanto pudore nel parlare, nel mostrare la malattia. Se vogliamo, c'è chiaramente la donna, è vero che il suo aspetto estetico è una cosa importantissima, ma la parrucca, il foulard, tutti quegli emblemi che rappresentano la malattia sono ancora un qualcosa che colpisce veramente allo stomaco moltissimo. Però parlarne, condividere, rende tutto più sopportabile. La maratona è anche un'impresa estrema, se vogliamo, quindi ci vuole tanto allenamento, tante cose. Il consiglio è quello proprio di sforzarsi a allenare, perché non ci sono limiti da questo punto di vista per poter guarire. No, questa storia dimostra che non ci sono sfide impossibili, che tutto è possibile, che anche dopo il tumore la vita continua e qualche volta uno sviluppa dopo queste esperienze nuove capacità e nuove voglie di fare, insomma, per cui è veramente un messaggio potentissimo, secondo me. La corsa è molto personale, però in realtà c'è una squadra dietro, e anche il professor Pocher diceva appunto quanto bello sia lavorare in squadra. Sì, infatti la squadra, la corsa effettivamente è uno sport individuale, se uno dice, però per noi non è stata una sfida individuale. Per noi in fondo l'obiettivo è stato sì puntare alla maratona di New York, però l'obiettivo è stato tutto il percorso, condiviso tra donne che in fondo con età disparate, storie diverse, ma che si sono proprio riscoperte quasi sorelle, perché legate da questa esperienza che le ha cambiate, che le ha messe a dura prova, ma che le ha fatte riscoprire più forti. Ed è bellissima la storia di impegno e sacrificio che c'è dietro. Sandra Callegarin, fondando la Onlus Rila, ha raccolto le adesioni di una dozzina di donne fra i 30 e i 63 anni che, come lei, erano state operate di tumore al seno e osservato cicli di chemioterapia, oltre a 3 dottoresse dello IOV pronte a mettersi in gioco perché pure loro non erano atlete agoniste. Un anno di duri allenamenti per poi avere l'opportunità di partecipare alla maratona di New York, non per far numero, ma per giungere fino in fondo, come quella preziosa medaglia che hanno al collo testimonia, la medaglia di chi ha concluso i 42 km e 195 metri di gara. Quando pensavo alla maratona di New York mentre mi allenavo, dicevo sempre, penso che piangerò tutta la maratona, perché solo l'idea, a volte mi commuovevo mentre mi allenavo pensando a quello che stavo accingendomi a fare. Poi in realtà è stata una cosa talmente esaltante essere lì e rendersi conto che ero lì e eravamo lì perché eravamo insieme, che correvamo, che stavamo realizzando questo sogno, questa impresa, che quando siamo arrivate non c'è stato neanche spazio per le lacrime. È stata veramente una conquista, come aver dimostrato che dici ok, sono stata più forte io. Questa formazione ha già una seconda squadra pronta ad affiancarsi più che a subentrare, perché nell'anno di allenamenti che verrà la scommessa viene raddoppiata e saranno 2 le maratone da affrontare, una ogni 6 mesi. Tra un anno cosa vogliamo raccontare? Vorremmo ancora espandere questo tipo di attività anche su altre patologie, ad esempio, no? Ci sono già delle esperienze che coinvolgono problematiche gastrointestinali e attività fisica che sono molto interessanti. Con la carriola.